Uniti per Manildo è la lista che dà cittadinanza nel centro-sinistra a chi dice meno tasse, a chi dice più sicurezza, a chi dice più valori. È un Matteo Renzi a tutto campo, quello che parla a Mestre a sostegno della candidatura di Giovanni Manildo alla guida della regione e, nello specifico, alla lista Uniti per Manildo presidente. Il Veneto, dice Renzi, è stato determinante per lo sviluppo italiano, ma oggi che per vari motivi la sua economia inizia ad essere in difficoltà, diventano ancora più evidenti le lacune politiche e amministrative di chi l'ha governato. Il Veneto non merita le prese in giro. Ieri Calderoli e Zaia hanno fatto finta di firmare una riforma sull'autonomia. Abbiamo a Roma il governo più centralista della storia. Si scrive Meloni, si legge Roma, e l'abbiamo visto anche per tutti quelli che volevano premiare Zaia. A Zaia hanno impedito non solo di fare il terzo mandato, ma anche di fare il ministro. Quindi vuol dire che a Roma non guardano di buon occhio il Veneto. Da Venezia a Roma, dalla regione al governo, il centrodestra si sta dimostrando incapace di offrire risposte, aggiunge Renzi, e sono i numeri a dirlo. Amici della Lega Veneti, ma vi rendete conto che avete il governo che ha aumentato la pressione fiscale al 42,8%? Nella coalizione che si presenta al governo della regione, la parola d'ordine è: occorre subito un netto cambio di passo. Essere la voce concreta di questo Veneto, la voce pragmatica del centrosinistra, e credo che in questa occasione stiano venendo a galla tutte le bugie di questo centrodestra che parla di continuità, ma molte cose non vanno. I dati mostrano che il Veneto è al di sotto della media nazionale come produttività, è un dato che gli industriali hanno bene sotto la lente. Penso che ci sia un bisogno di evoluzione, un cambio di passo. Ma non c'è solo l'economia a preoccupare. Secondo Renzi, le politiche del centrodestra si sono dimostrate fallimentari anche su quello che era stato il loro cavallo di battaglia elettorale, la sicurezza. La Meloni ha mandato 600 agenti di polizia e carabinieri in Albania a giocare a burraco e non li mette nelle stazioni o nelle realtà dove servirebbero. Meno carabinieri in Albania, più carabinieri in Veneto.